Per quanto riguarda la Sardegna, noi abbiamo la peculiarità delle aziende sarde che è quella di piccole e medie imprese, quindi la possibilità per loro di poter uscire dal ristretto territorio regionale e affacciarsi a una realtà già sviluppata a livello internazionale è un aspetto molto importante, anche perché vi sono le possibilità di incentivi alla localizzazione, quindi incentivi proprio alla realizzazione di attività strutturali sulla zona economica speciale di Madeira, che appunto è una zona già autorizzata dall'Unione Europea e quindi accolta anche con una serie di trattati bilaterali pure dallo Stato italiano, che ha i trattati per evitare la doppia imposizione con lo Stato del Portogallo. Quindi per le imprese sarde, per le imprese locali è molto importante per poter ingrandire già la loro attività, ingrandire il loro raggio d'azione, svilupparsi e poter affacciarsi a nuovi mercati. C'è da dire una cosa su Madeira. Madeira può essere il futuro per molte realtà sarde che vogliono internazionalizzare le loro produzioni. Perché? Perché Madeira è giovane ed è una città comunque moderna che si apre sul mondo, ed è per questo che noi suggeriamo la consulenza su questa bellissima realtà e su questa bellissima realtà geografica.